Un messaggio ai giovani, cosa vuol dire oggi per lei essere un grande sportivo? Beh, i giovani senza dubbio sono il nostro futuro, il futuro che vedremo crescere. L'importante secondo me è porsi degli obiettivi nella vita, obiettivi diciamo sia nello studio che nello sport che nel lavoro, porsi gli obiettivi e cercare sempre di raggiungere gli obiettivi che uno si è posto e alla fine può diventare interessante e bello e soprattutto può dare tante soddisfazioni. Non bisogna demoralizzarsi alla prima difficoltà, di difficoltà nella vita se ne incontrano senza dubbio tante, però bisogna cercare di mordere e di essere sempre concentrati sull'obiettivo. Motocicletta vuol dire adrenalina pura ma anche pericolo. Beh, io penso che abbiamo lavorato tanto sulla sicurezza, poi chiaramente l'incidente è alle porte, si sa che può capitare, ma nello sport, nella vita è tutto molto difficile, quindi io non dico motocicletta pericolo, dico motocicletta divertimento, ma bisogna fare tutto con la testa.